Oggi siamo qua con altri imprenditori dove l'obiettivo è quello di trasmettervi quelle che sono le esigenze del nostro territorio e quali sono le caratteristiche, gli skill anche per essere imprenditore. Non dimentichiamo che io prendo sempre come esempio la provincia di Vicenza, la provincia di Treviso, la provincia di Padova stessa, c'è un'impresa ogni 3 famiglie. Questo vuol dire che se facciamo il conto di chi c'è qua oggi tra di voi, se il futuro e il trend continua con lo stesso modo, potrebbe essere che ci sia un imprenditore ogni 3 di voi. Io mi auguro anche molti di più, perché una delle cose che dobbiamo imparare a fare, imparare a declinare, è che forse non serve essere imprenditori per fare l'imprenditore, ma tante volte bisogna essere imprenditori se stessi, no? Cioè quando uno fa un mestiere, quando uno fa un'attività, quando uno porta avanti un qualche cosa, la prima cosa di cui deve capire è quella di dire: ma io cosa voglio fare? Cioè, e quindi anche se sono il collaboratore di una grande azienda che è dedicato a una macchina utensile, che è dedicato all'impianto IT, che è dedicato, diciamo, a qualcosa di, come posso dire, di suo, che lavora per quel tipo di sistema, essere imprenditori di se stessi è il primo skill che bisogna avere. Adesso io sospendo un attimo il mio intervento perché abbiamo Angela che deve scappare purtroppo, e quindi lasceremo che faccia il suo intervento. Poi riprenderemo questo argomento andando un po' a fondo: cosa vuol dire essere imprenditori di se stessi, cosa vuol dire essere menti d'opera, cosa vuol dire mettere, diciamo, le proprie competenze al massimo del sistema per diventare imprenditori di se stessi. E dopo continuiamo un attimo. Angela, prego. Grazie. Io chiedo scusa, ma ho veramente il tempo limitato e voi vi starete tutti chiedendo che ci fa una suora qui a parlare degli imprenditori o dell'imprenditorialità di oggi. È veramente un po' strano, ma in realtà io ritengo, ho imparato nella mia esperienza, nella mia vita, rispetto a voi ho un po' più di anni, che in qualche modo, come diceva chi mi ha preceduto, ognuno deve essere un po' imprenditore di se stesso, nel senso che mentre per esempio voi oggi frequentate una scuola, acquisite delle competenze, delle conoscenze, in qualche modo avete bisogno anche e sicuramente acquisite delle competenze che noi diciamo cosiddette trasversali. Quello di essere imprenditori di se stessi è un po' una competenza trasversale, cioè tutto quello che io imparo, tutto quello che in qualche modo imparo non solo a scuola, devo essere capace di utilizzarlo per la mia vita. Perché? Perché soprattutto in un territorio, in un mercato come il nostro, in cui cambiano le professioni, cambiano, diciamo, i contesti, c'è bisogno soprattutto di imparare a come presentarsi e quali idee avere per poter in qualche modo anche partecipare al mercato del lavoro o inventarsi il lavoro. A me è capitato di sposare la causa di Don Bosco, che forse voi conoscete, che è stato soprattutto diciamo, è diventato santo, un grande educatore, ma tutte le sue capacità le ha messe a disposizione di un'impresa grandissima, quella di dare ai giovani professionalità perché potessero in qualche modo essere cittadini nella società ed essere praticamente portatori di quei valori che hanno. Tra gli impegni che abbiamo avuto quest'anno, quindi io lavoro con un'organizzazione che si occupa di formazione professionale che si chiama CIOFS FP, c'è stata anche la necessità di rispondere ad una domanda, per cui ho dovuto imparare delle cose che non conoscevo prima. La domanda che ci è stata posta attraverso un progetto europeo a cui abbiamo partecipato è stata questa: come si possono coinvolgere effettivamente i giovani su un tema come quello delle competenze oppure dell'intercettazione in qualche modo delle domande e delle offerte di lavoro. E quindi quando ci è stata posta questa domanda a noi è venuta anche questa idea, non solo a me ma diciamo ma al gruppo di lavoro che lavora con me, è venuta l'idea di provare a coinvolgere i giovani, per esempio sviluppando un'app che è dedicata appunto ai giovani, soprattutto per cercare di intercettare le loro domande, ma anche per provare a dare anche delle risposte. Voi avete tutti uno smartphone oppure un iPhone in questo momento?
Ce l'avete? E provate a tirarlo fuori. Provate a tirarlo fuori, così mi date anche la possibilità di verificare se in qualche modo la nostra idea è stata un'idea giusta. Quindi chi ha uno smartphone con sistema Android può provare a scaricare dal Play Store questa app, ma anche chi ha l'altro sistema, quello di Apple, può provare a scaricare la stessa app. Il nome dell'app che abbiamo sviluppato è questo. Job App, si legge? Job App. Provate a scaricare l'app. Qual è la finalità di quest'app? La finalità di quest'app è quella di mettere insieme una serie di informazioni che alle volte è difficile reperire. Perché? Perché la nostra convinzione è che non tutti voi accedete alle informazioni che sono necessarie. Perché? Perché è più difficile andare a reperire se non avete uno strumento che utilizzate in ogni momento che vi permette di reperire queste informazioni. Allora, sarà una piccolissima cosa, ma questa app, che è indirizzata non solo a voi, ma a tutti i giovani d'Italia, noi speriamo, ma soprattutto di 3 regioni con cui vogliamo sperimentarla, quindi il Veneto, la Puglia, il Lazio, è un'app che mette insieme una serie di servizi che riguardano l'orientamento, che riguardano la formazione, che riguarda le offerte di lavoro. Siete riusciti a scaricarla? Chi ha il sistema Android è riuscito a scaricarla? Per esempio, alle volte è difficilissimo riuscire a trovare il servizio più vicino a voi in termini di formazione e di orientamento, oppure potete completare delle competenze che voi già avete accedendo a dei percorsi di e-learning. Chi è riuscito a scaricarla? Chi è riuscito? Cerchiamo di capire. Bene, bravo. Io non avevo dubbi che tu avresti vinto il primo premio, perché essere imprenditori in qualche modo vuol dire trovare velocemente le strade anche per rispondere anche ad una serie di domande che cambiano e che cambiano continuamente. Allora, la prima competenza, secondo me, trasversale è questa enorme attenzione che ognuno di voi deve avere anche al mondo che vi sta intorno. Se non ce l'avete fatta in questo momento, può dipendere da tanti motivi, per cui non vi scoraggiate. Potete tornare sul Play Store oppure sull'Apple Store e scaricare l'app e vedere quali sono le proposte e magari ricevere anche delle notifiche rispetto ad alcune informazioni più mirate che possono aiutarvi. Il principio su cui l'abbiamo costruita è che se oggi i giovani non trovano lavoro o non trovano risposte è perché noi adulti non siamo capaci di organizzare anche per loro dei possibili percorsi in cui è più facile trovare queste risposte, è più facile cadere in luoghi comuni in cui diciamo vabbè, ma devi qualificarti un po' di più, non trovi lavoro perché c'è qualcosa che non va. Invece noi siamo convinti che se voi avete anche degli strumenti costruiti anche sulla base dell'esperienza che noi un pochino più grandi di voi abbiamo in qualche modo maturato, possiamo facilitarvi questo accesso, anche se, attenzione, gli strumenti non risolvono la questione, perché le competenze si maturano e si maturano soprattutto sul campo, interagendo non solo a scuola, ma anche fortemente con il mondo del lavoro. Grazie per l'attenzione. Intanto è già anomalo vedere che Angela ci presenta un'app, no? Cioè, penso che sia questo dà l'idea di dove si può arrivare, quello che si può fare, quello che si può, tra virgolette, gestire con la voglia di fare. E difatti penso che quando noi facciamo selezione del personale, no? Una volta si andava a vedere ma tu sai saldare, ma tu sai tornire, ma tu sai far questo, tu sai fare quello. Oggi sta cambiando questo mondo, perché penso che la caratteristica principale che si cerca nelle persone è la capacità di essere trasversali, di essere, diciamo, un po' multitasking, no? Cioè essere molto flessibili, avere la capacità, diciamo, di conoscere un sacco di cose. Dopo diamo delle cose per scontate, cioè mi aspetto che uno che ha fatto l'ITIS Rossi
a Vicenza. Cosa vuol dire una saldatura al TIG? Me lo sappia dire, se ha fatto la specializzazione di meccanica. Mi aspetto che se uno ha fatto un istituto dove si parla di concia, cosa vuol dire un sistema di barilatura, come si dice, borrattatura della concia, mi sappia cosa vuol dire. Ci sono invece altre, diciamo, competenze che mi aspetto che questa persona acquisisca nel tempo, perché immagino che voi siete qua oggi a Job Orienta perché non avete le idee chiarissime su quello che andrete a fare e quello che vorrete fare da grandi, no? Cioè è un po' difficile, cioè, io ho 2 figli più o meno della vostra età o leggermente più grandi, e quando è stato il momento di decidere che indirizzo prendere, pur avendo un'opportunità in casa, che però io non ho mai voluto condizionare perché lo trovo una cosa che uno deve sapere esprimere il suo io nel migliore dei modi, cioè è inutile che io obbligo mia figlia a far tubi, dopo magari farà tubi perché gli piace o perché tra virgolette ha deciso che quello sarà il suo futuro, ma obiettivamente prima è giusto lasciarla, diciamo, intraprendere la sua strada, cercare la sua strada e mirare alla sua visione, no? Un po' come ho fatto io da piccolo, quando avevo 3 anni disegnavo Zorro col righello, capite che forse una mente tecnica, uno che aveva l'intenzione di fare un istituto tecnico, poi ingegneria meccanica, probabilmente c'era, perché insomma magari se avessi disegnato nuvole, paesaggi o qualcos'altro, magari sarei stato un po' più artista, no? Ma disegnare, diciamo, un corpo umano con righello forse era quasi da analisi, no? Cioè come ragionamento. Cosa voglio dire con questo? Che oggi io mi metto nei vostri panni, non è assolutamente facile, anche se una decisione l'avete presa, diciamo, un 4-5 anni fa, quando avete iniziato il vostro percorso di studi un po' più specialistico, no? Non è facile decidere cosa fare, e un'opportunità di confrontarsi, diciamo, con degli imprenditori. Ecco, su questo non abbiate paura di alzare la mano, fermarci, domandare, non ho capito, mi rispieghi, e quando volete, questo senza alcun problema. Confrontarsi con delle persone che hanno vissuto la vostra esperienza e che soprattutto vivono tutti i giorni a contatto con giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro e che hanno la necessità, diciamo, di inserirsi, no? È una cosa assolutamente importante. Tra l'altro io faccio parte di un'altra azienda che è un gruppo di 50 imprenditori, ci siamo messi insieme dove andiamo a analizzare delle start-up. Ci sono dei ragazzi che mettono in moto un'app come questa che abbiamo visto adesso. Tempo fa mi si è presentato un ragazzo che ci aveva presentato, tempo fa, 2 anni fa, il famoso carico batteria induzione, no? Cioè dice, tu prendi il telefonino, lo metti su un mobile, lo appoggi qua e il telefonino si carica. E questo non ce l'aveva ancora Samsung, non era una cosa ancora nata, tutto quanto. E noi abbiamo detto, sì, ma è un'idea vecchia, ma come fa? Io non ho mai visto nessuno che fa questa idea. Cosa voglio dire con questo? Che un'altra cosa che è importantissima per voi in questa fase è quella di affrontare il mondo del lavoro con qualsiasi esperienza. Non ha importanza se andate in Germania a fare il gelataio, perché quando andrete in Germania a fare il gelataio tornerete a casa con la competenza del tedesco probabilmente, che oggi non vi servirà a nulla, forse, ma fra un po' di tempo o un domani nella vostra, diciamo, nel vostro curricula sicuramente avrete questa competenza, questo skill in più decisamente importante per la vostra attività. Ritornando al discorso di questa app per caricare il telefonino, 2 settimane prima io ero stato al CES di Las Vegas, la fiera quella famosa sull'innovazione, sulla tecnologia, su tutte queste attività qua. Sono entrato da Starbucks e da Starbucks ci sono gli adattatori per il telefonino di qualsiasi tipo, che sia, diciamo, con l'USB o con, diciamo, la presa iOS come gli Apple, e tu attacchi il tuo adattatore sopra il tavolo di Starbucks, appoggi il tuo telefonino e si carica. Quindi quell'idea di quel ragazzo era bellissima, ma già vecchia. Ma perché era già vecchia? Perché non ha girato il mondo, perché non era curioso, perché non ha preso quella, diciamo, iniziativa di andare a fondo nel mercato, cosa esisteva già. Perché noi possiamo avere delle idee stupende, no? Però bisogna capire se c'è qualcuno che corre più di noi, perché un prodotto, diciamo, che là non conta arrivare secondo, là bisogna arrivare primi. E quando si fa qualcosa del genere, lo stesso vale per il mondo del lavoro, no? Cioè, soprattutto se uno vuole diventare imprenditore. Io ho visto dei ragazzi su una startup che prendevano le camicie, voi avete un capo a cui siete affezionati, avete un capo che vi ha regalato vostra nonna quando avevate 12 anni, bellissimo, però io con mia moglie litigo sempre che non voglio mai buttare via niente, no? Se fosse lei butterebbe via sempre tutto.
Questi ragazzi qua si sono inventati di fare il portatelefonino, il porta iPad, il porta occhiali, il fazzolettino per la giacca, recuperando i capi dei clienti che andavano a, tra virgolette, a trasformare in questi oggetti, quindi a te rimane il ricordo, no? E questi hanno fatto un successo enorme. Sono dei ragazzi che hanno iniziato un'attività su una cosa che apparentemente è banale, no? Cioè, ma non ci aveva pensato nessuno prima. E questi stanno facendo della loro, diciamo, capacità di imprenditoriale, il loro business è diventato prendere le camicie usate delle persone che erano affezionate a questo capo e trasformarli in oggetti personali dove tu ti porti avanti il conoscere di queste cose, il ricordo di queste cose, no? Ecco, questo per dire cosa? Che è tassativo, a parte gli skill che prenderete a scuola, quelli di base, no? Cioè, io mi aspetto che oggi uno che viene a lavorare in azienda da me l'inglese lo sappia. Lavoro con l'Europa, lavoro con il mondo, se uno non parla inglese non si va da nessuna parte. L'altro giorno sono rimasto sorpreso, si rompe una macchina utensile, abbiamo una macchina utensile finlandese molto particolare, si rompe la macchina utensile, arriva il tecnico della Finlandia per aggiustarla e io con molta sorpresa, il mio capo reparto, che ha sempre fatto tubi, niente di particolare, si è messo a parlare in inglese con questo. Se tornavo indietro di 10 anni, probabilmente dovevo chiamare l'interprete che andava giù a parlare con questo e con questo qua, diciamo, mettevo in moto quel concetto di, datemi il termine, di traduzione, che però non è la stessa cosa. Io quando vado a fare orientamento scolastico in scuole come la vostra dico sempre, e scusatemi il dialetto, ma amorosa te la trovi con un interprete? Se tu vuoi andare a uscire con una ragazza tedesca o una ragazza con un ragazzo tedesco, cioè vai con l'interprete a parlarci assieme? No, forse no anche, no? Cioè, quindi voglio dire, questa è una cosa essenziale, Io ho fatto l'ITIS e sapete che l'ITIS e le lingue, sì dai, tanto non servono, cioè, è un optional, no? E le ho sempre sottovalutate. Poi sono entrato nel mondo del lavoro e ho detto no, io non posso parlare con gli altri attraverso una traduzione, io devo parlare direttamente. Mi è successo una fiera in Germania, avevo poco più di 20 anni, e vado da questa grande presidente di un gruppo che fattura 12 miliardi di dollari, quindi aziendina di una certa dimensione, vado là da lei, comincio a dirgliene su di tutti i colori in inglese e mi fa, Caron fa, lei mi aveva detto che non parla inglese, ma certo che quando è arrabbiato e come lo parlano. Io la stessa cosa non gliel'avrei trasmessa con un interprete di mezzo. Quindi quelle competenze di base, l'ingegnere che sa cos'è un disegno, che non mi sbaglia il simbolo europeo rispetto a quello americano su un disegno, chi parla lingue, o meglio tutti che parlano le lingue come si devono, il ragioniere che mi fa 100 più 20% che fa 120 e non mi dice che 120 meno 20% fa 100, cioè ci sono quelle competenze che vi dà la scuola che sono tassative, tra virgolette, per poter poi accedere al mondo del lavoro con quelle competenze di base. Una volta, quando andavamo a fare selezione, vi chiedevamo, ma tu sai saldare? No, io l'ho solo studiata, non so saldare. Allora per me non vai bene perché se non hai esperienza. Ma come tu fai ad avere una mente giovane, una persona fresca, una persona che può portare innovazione dentro un'azienda, che, tra virgolette, ti trasmette novità chiedendogli di avere esperienza, no? È un po' un paradosso, no? Era Albert Einstein stesso che diceva che non chiedere a chi ha inventato qualcosa di migliorarlo. Quindi io oggi, e questo sta succedendo in molte imprese, molti imprenditori stanno cercando proprio nei giovani la nuova risorsa, perché vengono un po' vergini, diciamo, del mercato, hanno nuove idee, hanno nuove competenze e possono mettere a disposizione. Ma cosa serve di più? Competenze trasversali, la voglia, quell'app bisogna trovarla. Io finché non la trovo continuo a cercarla, dopo magari dirò ma no, ma non funziona, non va bene, non mi piace, no. Però quando uno mi lancia uno stimolo, voglio portarlo a casa, voglio cercare questo, quindi la voglia di raggiungere l'obiettivo deve essere uno dei primi input che avete per poter fare qualcosa per voi stessi, che poi diventi la vostra impresa, che diventi, tra virgolette, il vostro lavoro dentro un'impresa, no? Cioè è assolutamente indifferente, perché non serve mica avere la partita IVA per essere imprenditori, Cioè per essere imprenditori basta anche essere persone che intraprendono su se stesse, che hanno la capacità, diciamo, di migliorare se stessi. E questa è una delle cose più importanti, la capacità di lavorare in squadra.
Io lo dico sempre, un calciatore, il più gran calciatore al mondo, che ha il portiere da Rio, che ha tutti i gol del mondo, non vincerà mai il campionato. Giusto? Quindi la capacità di lavorare in squadra, la capacità, dico, è sempre meglio avere, diciamo, una persona normale che va nella tua direzione, che lavora, diciamo, con te, piuttosto che avere un eccellente che va in contromano. Non raggiungere mai l'obiettivo se non hai questa voglia di stare insieme, questa voglia, diciamo, di raggiungere un obiettivo insieme. Perché tante volte sapete che quando è come il concetto, diciamo, della contaminazione, no? Cioè, se io adesso ho una mela in mano, gliela do a lui e lui ha una mela in mano e la dà a me, noi andiamo fuori da questa stanza qua, abbiamo una mela per ciascuno, no? Come quando siamo entrati, no? Ma se io do un'idea a lui e lui quella stessa idea la dà a me, quella stessa idea, la sua idea la dà a me, noi usciamo da questa stanza con 2 idee a testa. E se il fatto che tutti quanti queste persone che sono qua dentro adesso mettessero un'idea su un progetto, probabilmente 99 su 100 il progetto lo risolviamo. Senza bisogno di andare a fare iper mega ricerche, senza bisogno di fare iper mega, diciamo, attività di ricerca allargata, perché dopo andiamo in cerca di tutte quelle cose che sono un po' diciamo di moda, no? Cioè, me l'ha detto internet, l'ha detto Facebook, cioè, va benissimo. Però obiettivamente cerchiamo noi stessi prima queste voglie e queste competenze. E fare l'imprenditore, diciamo, e confrontarsi sul mondo del mercato oggi, bisogna essere flessibili, dinamici, cioè, tra virgolette, non stancarsi mai, no? Cioè, cambiare idea continuo. Io ho una delle grandi critiche che mi fanno i miei collaboratori, ma cambi idea di continuo. Vabbè, ma il mondo cambia, Cioè, se io fossi ancora qua a fare le mie attività col famoso fax o col famoso telex, che forse voi neanche sanno cos'è, quello che faceva i fogli perforati, tu scrivevi, no? C'era una punzonatrice che faceva una striscia perforata, quella striscia perforata non era nient'altro che il comando per questa macchina, e tu mandavi via i telex, no? Li inserivi su questa macchina che poi ripeteva quello che tu avevi scritto prima, e che stavi attento di non sbagliare, perché sennò veniva fuori l'errore anche dall'altra parte. Cioè, e non fossi passato al WhatsApp, io uso WhatsApp con i miei collaboratori in fabbrica, probabilmente sarei ancora il telex e non avrei il telefonino però con la perforatrice per mandare la scheda perforata di programmazione, no? Ecco, cosa voglio dire questo? Che bisogna stare al passo coi tempi, informarsi in continuo. Voi non potete trascurare quello che sta succedendo sul mondo o nel mondo. Là c'è il post Bataclan, no? Cioè, sembra una stupidaggine, ma cambia il mondo queste cose. E uno che vuole inserirsi nel mondo del lavoro, nel mondo, non può trascurare questi cambiamenti. Cioè, io prima sono entrato, non so se voi avete avuto l'opportunità di entrarci, quello che mi si è presentato davanti col mitra gli avrei spezzato in 2, no, come messaggio, però voglio dire, però mi ha lasciato un segno questa cosa, mi ha lasciato un segno molto forte, molto pesante, e non possiamo trascurarlo, ma tanto non è successo a me, è stato di là. No, attenzione ragazzi, che sta cambiando qualcosa, ma questo vale anche nell'economia, vale nel modo di lavorare, nelle opportunità che vi vengono offerte. Si parla tanto di alternanza scuola-lavoro, no? Allora c'è qualcuno che dice un modo per sfruttare i ragazzi, un modo, tra virgolette, verissimo, forse, ma forse non è chiaro a tutti che oggi lavorare in un'impresa ed entrare come estraneo che non sa niente, per l'impresa è un costo. Non è che uno mi porta un beneficio, però in contemporanea è anche un modo di selezionare le persone, di conoscerle, di capirle. Io penso che tutti i ragazzi che hanno fatto un progetto con me, io faccio circa 2200, 2800, quasi 3000 ore anno di alternanza scuola-lavoro con le persone. Quelle che valevano sono mica scappate, sono rimaste in azienda. Quelle che non valevano, perché che non valere non vuol dire non sapere, vuol dire che sei nel posto sbagliato. Perché se a me piace piantare fiori, probabilmente non posso piegare tubi. Se a me piace piegare tubi, probabilmente non pianterei fiori. Adesso scusatemi l'esempio banale, un po' anche, diciamo, stupido forse, no? Però obiettivamente questa è la cosa da fare. E quello che dovete forse carpire in tutte queste occasioni qua è quelle che sono le opportunità che vi vengono date dal mercato, e andare in cerca in particolare di quelle che non sono ancora state, diciamo, chiuse. Per far questo, curiosità, voglia di viaggiare, accettare qualsiasi cosa. Io torno a ripetere, fare il gelataio in Germania è importante, andare a fare il barista a New York, io se avessi l'opportunità e avessi la vostra età lo farei domani mattina. Io non voglio i miei figli in fabbrica da me appena si laureano. Uno sta facendo fisica, l'altra sta facendo ingegneria gestionale, cioè, ma non li vorrà in fabbrica con me subito.
perché voglio che prima abbiano affrontato il mondo e abbiano capito cosa vogliono fare da grandi. Che oggi il grandi non comincia più a essere i 20 anni come una volta, no? Cioè una volta se non avevi deciso quando avevi 15 anni quello che facevi eri già finito, no? Adesso un po' di più tempo c'è, bisogna anche decidere però dopo, attenzione, perché dopo quelli che continuano a rimpallare, no? Perché non hanno trovato la loro identità, bisogna anche un po' decidere, no? E dopo non tutte le ciambelle escono quel buco. Uno non può mica beccare il posto di lavoro giusto al primo colpo e lavorare tra virgolette istantaneamente nel posto in cui gli piace, oppure magari nel tempo questo si appassiona e lo fa realmente, diciamo, con passione e cresce tanto. Io come esperienza personale, mio padre faceva macchine agricole, a un certo punto abbiamo ceduto l'attività delle macchine agricole e vi posso dire che a me è dispiaciuto, a mio papà forse ancora di più, perché sai, fare una macchina è sempre una bella cosa, no? Cioè è una macchina col tuo nome che viaggia sul mercato, è bello, ti dà soddisfazione. E abbiamo comprato un nostro fornitore invece che fa componenti per macchine agricole. Però a me adesso piace di più questo, perché ho l'opportunità di lavorare con un'azienda che fa lavelli per parrucchiere e gli faccio i tubi che vanno sotto. Ho l'opportunità di lavorare con la Komatsu, scusate se faccio un po' di pubblicità, ma tanto non cambia poco, penso, cioè che fa ruspe, che fa escavatori, e quindi capisco questa esigenza. Lavoro con quello che fa l'aratro e la fresa per il trattore, conosco questa. Poi lavoro per Pagani che mi fa la macchina con i tubi in titanio, dove tra virgolette c'è un'applicazione estrema, no? Sotto questo punto di vista. E ho avuto l'opportunità di conoscere un sacco di cose, un sacco di imprenditori, un sacco di applicazioni, e un prodotto stupido come può essere un tubo piegato sta diventando interessante perché cominci a conoscere un mercato in modo diverso. E uno dice no, ma sai, vuoi mettere a essere, si parlava stamattina, io mi sono laureato, volevo entrare in ingegneria meccanica, c'era un ragazzo che oggi lavora in Dainese, no? Dice io sono diventato un ingegnere meccanico e volevo entrare in Ferrari, no? Ha detto invece a un certo punto ho capito che la mia strada era diversa, ho cominciato a lavorare su un altro settore e adesso progetta caschi per Dainese, che uno dice beh, c'entra poco il casco di plastica con l'ingegneria meccanica, non è proprio così, cioè ha trovato la sua passione, lo sta facendo con passione, lo sta facendo in modo molto, diciamo, spinto e forte. Mi ripeto, se avete domande siamo qua, potrei andare avanti a dirvi cose fino a domani mattina su questo argomento, però le cose importanti è a scuola andate per imparare, cioè voi non state andando a scuola per, tra virgolette, uscire formati, no? Cioè non è che quando uscite da scuola chi ha fatto l'ITIS io ho dei controlli numerici su tutto, perché quando voi entrerete nel mondo del lavoro scoprite che siete indietro di 10 anni, no? Perché purtroppo abbiamo un sistema del mondo del lavoro che va molto più veloce, 4.0, che secondo me siamo già a 8, noi non siamo ancora a 4, diciamo come tecnologie applicate nelle aziende. Quindi quando uscirete nel mondo della scuola voi dovete aver imparato un metodo di studio, non sarete formati, la vera formazione la fate dopo, no? E imparate a non tralasciare nessuna esperienza. Curiosità, curiosità, curiosità. Io da piccolo mi regalavano il trenino elettrico, lo smontavo perché volevo vedere come era fatto dentro, poi magari non riuscivo più a rimontarlo, no? Però ho imparato alla fine, perché poi il primo, il secondo e il terzo impari a rimontarlo, no? Però lo smontavo e andavo a vedere cosa c'era dentro. Quindi la curiosità sempre, e questa è tassativa. Oggi siamo qua, abbiamo l'opportunità di avere anche degli altri imprenditori, diciamo, che possono portare la loro esperienza. Abbiamo Ivan e Mauro, diciamo, che vi racconteranno un po' della loro fabbrica, della loro interpretazione di quello che vogliono dei ragazzi di oggi e come dovreste essere per essere anche imprenditori, perché torno a ripetermi, il mio auspicio non è che ognuno di voi diventi, diciamo, qualcuno, no? Che faccia la sua bella